Avvocato Arnone, conferenza stampa oggi sul caso Di Marco dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata ieri dalla Procura di Agrigento. Sì, è stata una bellissima conferenza stampa. Devo ringraziare i giornalisti che erano presenti e in primo luogo Leonardo Guida per le domande che mi ha fatto. La conferenza stampa verrà, ritengo, goduta da decine di migliaia di cittadini perché la manderemo integralmente in televisione. Quello che faccio notare come malattia dell'informazione e della giustizia di Agrigento è che il giornale Grandangolo, che ha pubblicato ampiamente le fughe scusate, di notizie che riguardano la vicenda, oggi ha dedicato quest'intera pagina a pubblicare un atto che fino a ieri era segreto. È un atto a me favorevole e alla fine sono ben contento che qualcuno dentro il Palazzo di Giustizia, violando i suoi doveri, lo abbia fornito a Grandangolo. E Grandangolo e i suoi amici, che pure dedicano uno spazio enorme a questa vicenda, non hanno ritenuto ancora una volta, violando elementari doveri deontologici, di essere presenti alla conferenza stampa. Io non vorrei che il timore di confrontarsi con Arnone diventi una malattia contagiosa e poiché siamo in conferenza stampa voglio approfittare dell'occasione per ricordare a Totò Pennica che gli ho lanciato una sfida ad un dibattito televisivo. Lelio Castaldo è pronto con la trasmissione Opinioni ad ospitarci. Mi sa, come dire, un po' di paura il fatto che non voglia confrontarsi. Se vuole Pennica possiamo pure confrontarci sulla vicenda Di Marco e sulle cose che scrive Franco Castaldo. Vorrei solo aggiungere su questa vicenda che sabato prossimo gli agrigentini avranno una mia prima pubblicazione che divulga atti di questa vicenda, poi li pubblicherò tutti dall'A alla Z del tempo del tipografo, ma soprattutto la settimana prossima avrà modo di leggere l'esposto che a mio modo di vedere porterà a procedimenti già avviati in passato da me e che hanno avuto esito, come dire, favorevole alle mie richieste nei confronti di magistrati che non stanno onorando la toga all'interno del Palazzo di Giustizia di Agrigento. Chiunque comprende la tempistica di una vicenda tanto sconclusionata ed inconsistente quanto inopportuna in campagna elettorale.